Turismo in collina, vacanze nella Pedemontana Veneta. L'offerta turistica della regione si amplia e propone in modo sistemico quello che sta diventando a pieno titolo un nuovo prodotto turistico che è di fatto la fascia collinare che attraversa longitudinalmente il territorio dal lago di Garda al Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 3 province, Verona, Vicenza e Treviso, 150 comuni e un'infinità di proposte culturali, ambientali, storiche ed enogastronomiche. Le ville del Palladio, i borghi storici come Asolo, Marostica, Bassano, Soave, le 8 strade del vino, Prosecco, Amarone, Durello, Soave, le eccellenze enologiche italiane nel mondo nascono nella Pedemontana. È un nuovo prodotto, quindi ci mostreremo alla BIT con prodotti multimediali, con delle app, che sono quelle della Pedemontana Vicentina, con una guida della Pedemontana Vicentina e Veronese e poi con dei siti specifici. Ovviamente con i social network abbiamo già delle pagine specifiche su Facebook, Twitter e altre cose, però la cosa interessante che sta nascendo in questo periodo è il marchio. Un marchio che sarà scelto dai cittadini che possono mettere online la propria idea cliccando il sito www.zuppa.it, un'iniziativa dell'assessorato al turismo del Veneto insieme al CISET dell'Università di Venezia. Se entrate quindi sul portale zuppa.it, Zoppa, scrive così, che è un portale di Ece Farm, c'è la possibilità di dare la propria proposta per il nome, per il naming, quindi per il logo, e sono già più di 1000 quelli che l'hanno fatto. La Pedemontana Veneta sarà la novità che la Regione Veneto presenterà alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a metà febbraio a Milano. I canali usuali che sono quelli della fiera, che sono quelli dei giornali, che sono quelli ovviamente degli spot turistici che vengono fatti a livello delle televisioni, sono importantissimi perché si va a identificare un nuovo marchio. Un motivo, una particolarità di tutto questo territorio, uno solo può dirne. Ma io inviterei a visitare soprattutto le ville venete, pensando che ultimamente ci sono almeno 50 ville venete aperte, magari questo il consumatore, il turista non lo sa, e tante volte è possibile andare nelle ville venete, partecipare a corsi di cucina, magari incontrare il proprietario che è ancora un nobile, ancora un conte, magari fare anche una bella serata insieme in compagnia.